L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento d'iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti del prezzo dei carburanti dovuti alla crisi del Medio Oriente tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Ringrazio i parlamentari siciliani, il Presidente dell'ARS e l'assessore all'economia Dagnino per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato, che testimonia la fattiva e concreta attenzione delle istituzioni regionali verso settori messi in difficoltà dal caro carburanti. Questo quanto affermato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani in merito alla norma votata favorevolmente nella seduta d'aula dell'ARS nel pomeriggio di ieri dal Parlamento regionale presentata a Palazzo dei Normanni. Le agevolazioni saranno erogate dalla Regione siciliana nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea. La dotazione finanziaria proposta per il 2026 è di 30 milioni di euro, dei quali 15 milioni destinati al settore dell'autotrasporto, 10 milioni al comparto agricolo, 5 milioni a quello della pesca. Le modalità di accesso di erogazione ai contributi saranno definite dagli assessorati regionali, quello delle infrastrutture e mobilità, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale mediterraneo, d'intesa con l'assessorato dell'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.